Buonasera da Alberto Viazzi che conduce in studio in diretta, in regia Giovanni Castello. La rubrica questa sera è dedicata a un approfondimento incentrato su Casarza Ligure con informazioni che interessano soprattutto i casarzesi, ma non soltanto, diremmo tutta la zona. Ci sono alcuni aspetti che considereremo con i nostri ospiti. Lorenzo Ara, assessore ai lavori pubblici di Casarza Ligure, benvenuto, buonasera. E poi Andrea Telchime, capogruppo del Partito Democratico di Casarza Ligure, benvenuto. Buonasera. Come di consueto ricordiamo ai nostri ascoltatori casarzesi e non che volessero rivolgere delle domande di farlo in diretta dalle ore 20 alle ore 20:30. Il numero per gli sms è 320 38 56 000, lo vedete anche in sovraimpressione. Questa settimana l'assessore Ara ha effettuato un sopralluogo insieme al sindaco e all'assessore Erika Rovai nelle zone dove sono incominciati i lavori di allacciamento alla rete dell'acquedotto al pozzo di Sestri Levante, il pozzo di Via Sara. Questo era un intervento atteso, forse adesso non c'era più quell'emergenza che si era verificata nell'estate scorsa per l'inquinamento della falda acquifera, ma comunque era un intervento da a questo punto realizzare proprio in prospettiva futura. Assolutamente sì, effettivamente fortunatamente direi l'emergenza è terminata ormai da tempo e Casarza ha nuovamente acqua potabile praticamente dall'ottobre 2015. L'intervento però è importante perché è un intervento di valorizzazione del territorio in ambito di distribuzione acqua potabile. Mi spiego meglio, Casarza, Sestri e la cittadina di Moneglia, pur essendo oltre Bracco, diciamo, attingono comunque acqua dalla stessa falda del Petronio. Una falda importante, una falda che può dare una capacità di emungimento pari a 400 litri al secondo. Consideriamo che comunque l'emungimento massimo riscontrato in periodo estivo, quindi in periodo di maggiore affluenza di persone, passa i 260 litri al secondo per tutte e tre le cittadine servite, diciamo. Però mette in collegamento quello che è il Casarza Ligure come acquedotto con quello di Sestri Levante, attinge ad oggi la possibilità di prendere acqua da Sara 1, quindi dal pozzo di Sestri, ma allo stesso tempo garantisce la possibilità futura di poter avere un oggi un domani, visto che ci sono degli percorsi che stanno andando avanti con SAP ad oggi e ATO ovviamente, per ricerca di nuove fonti di approvvigionamento idrico anche in comune di Casarza Ligure. La SAP, ricordiamo, la società di acque potabili a cui Casarza Ligure è legata. È la gestrice salvaguardata, diciamo, della nostra rete di acqua potabile. E ovviamente su mandato di atto, però sostanzialmente dicevo appunto garantisce la possibilità nel momento in cui ci saranno delle migliorie sulla rete di Casarza, delle nuove fonti di approvvigionamento, di metterle a disposizione del servizio integrato dei tre comuni sostanzialmente, quindi avere anche per Sestri e per Moneglia dei vantaggi da quello che adesso è stato un po' bollato come un vantaggio esclusivamente di Casarza, che va a attingere acqua a Sestri. Diciamo che Casarza comunque ha ad oggi un pozzo, che è il pozzo di Case Nuove, che ha dei problemi strutturali, ha avuto dei problemi di inquinamento, diciamo, non dovuti tanto alla sua struttura quanto a dei fatti probabilmente contingenti, ma lì c'è un'inchiesta aperta, vedremo che cosa ne verrà fuori, e sostanzialmente rappresenta comunque un valore aggiunto rispetto a quello che poteva essere l'acquedotto di Casarza e l'acquedotto di Sestri staccati. Intanto abbiamo visto mentre parlavamo le immagini dei lavori di questa settimana, sì. Voi avete fatto questo sopralluogo, come sta procedendo l'operazione e quali tempi sono previsti? Allora, i lavori stanno procedendo direi in maniera normale, la direzione dei lavori non dipende dal Comune ma ovviamente da SAP che ha incaricato uno studio esterno, che è uno studio di progettazione di Genova. Stanno procedendo in maniera normale, salvo qualche piccolo imprevisto, mi dicevano gli operai sul posto, dovuto a classici tubi scarichi che trovi andando a scavare in una zona comunque antropizzata da tempo e anche in epoca precedente rispetto alla pista ciclabile. Direi che entro l'estate il lavoro sarà sicuramente completato. Voi, Andrea Telchime, avevate manifestato qualche preoccupazione nell'attesa che venisse realizzato questo intervento. Allo stato attuale com'è la vostra posizione? Assolutamente sì, innanzitutto accogliamo con grande favore e felicità il fatto che i lavori per la realizzazione di questo bypass con il pozzo di Sara 1 a Sestri Levante sono finalmente iniziati. Sono iniziati, questo è il nostro punto di vista, in maniera anche tardiva. L'assessore Ara sa quanti documenti abbiamo presentato sia come Partito Democratico che insieme ai colleghi consiglieri degli altri gruppi di opposizione in questo anno e mezzo. Ricordo in particolare che un anno fa a una nostra interrogazione l'amministrazione rispose che i lavori sarebbero iniziati di lì a un mese, i lavori sono iniziati un anno dopo, però su questo punto assolutamente siamo costruttivi, non vogliamo fare alcun tipo di polemica, perché riteniamo che questa sia un'opera fondamentale e siamo molto contenti che seppur in ritardo finalmente sia partita.
Questo per gli aggiornamenti che fanno riferimento ai lavori dell'acquedotto. Adesso c'è un altro argomento che è quello del bilancio del Comune di Casarza Ligure, il bilancio di previsione 2017 che è appena stato approvato a maggioranza e che pareggia circa 5.800.000 euro. Per le linee fondamentali abbiamo intervistato il sindaco Giovanni Stagnaro, poi torniamo in studio con il dibattito. Tra un istante partirà il servizio con l'intervista al sindaco di Casarza Ligure Stagnaro. In merito alle imposte comunali ci sono stati degli aumenti? Allora, abbiamo lasciato invariate le tasse e abbiamo ritoccato minimamente la parte che riguarda i servizi individuali alla persona, nello specifico la mensa e il trasporto scolastico. Sulla mensa si è passati dal buono pasto che prima veniva 3,05 €, attualmente verrà 3,50 €. Sui trasporti scolastici è una quota annua che varia in base al numero di figli che si hanno. Devo dire che comunque, pur avendo fatto questo piccolo aumento che è dovuto soprattutto alla crisi di ATP del trasporto pubblico e quindi anche di quello scolastico, le tariffe sono la seconda tariffa più bassa di tutto il comprensorio. Vediamo se ci sono stati degli aggiustamenti per le altre tasse comunali. Per Lattari, tassa sui rifiuti? Sostanzialmente il piano finanziario ha previsto un aumento dovuto al fatto che è aumentato il costo di conferimento dell'indifferenziato nella discarica di Rio Marsiglia, dove il Comune di Casarza conferisce l'indifferenziato. La percentuale di raccolta differenziata a Casarza Ligure come si attesta? Siamo al 55%, quindi siamo già per avere un sistema non di porta a porta ma di isole di prossimità, siamo a un'ottima percentuale. Abbiamo intenzione quest'anno di fare delle modifiche che tengano conto però della storia di Casarza, quindi non vadano a sconvolgere questo tipo di conferimento dei rifiuti, quindi non creino disagio ai cittadini, per raggiungere l'obiettivo del 65%. L'IMU come verrà graduata a Casarza Ligure? L'aliquota base è il 10,6 per 1000. C'è una forte riduzione, circa quindi la metà dell'aliquota, per coloro che affittano a canone calmierato oppure attraverso l'agenzia sociale per la casa. Per gli immobili dati in concessione ad uso gratuito ai parenti in linea retta, quindi genitori e figli, l'imposta è dell'8,9 per 1000. Per i capannoni è del 10,6 perché il 7,6, quindi larga parte di quello che incassiamo, va direttamente a Roma. Riepiloghiamo quindi, il bilancio di Casarza Ligure pareggia 5.800.000 euro, il sindaco lamenta il fatto che siano diminuiti i trasferimenti statali, anzi vengono tolti a Casarza Ligure 363.000 euro per il Fondo di Solidarietà Nazionale e poi l'IMU sui capannoni, che a Casarza Ligure rappresentano comunque una percentuale significativa. L'IMU sui capannoni viene incamerata direttamente dallo Stato e ammonta a circa 400.000 euro. Poi c'è il discorso della Tasi, questa tassa viene restituita dallo Stato al Comune per circa 460.000 euro, questi gli importi. Naturalmente adesso non vogliamo bombardare con le cifre, però rivediamo un attimo il discorso delle tariffe comunali. Il Partito Democratico ha votato contro questo bilancio che quindi è passato a maggioranza, per quali motivi soprattutto? Allora, ha già parlato ha introdotto il tema delle tasse, che è sicuramente la nota dolente di questo bilancio. Iniziamo, direi, a parlare dell'IMU. Innanzitutto voglio fare un discorso complessivo sul fatto che sì, ho sentito nelle dichiarazioni del sindaco che non vi è stato un aumento della tassazione a Casarza, forse anche perché, lasciatecelo dire, molte di queste aliquote erano già applicate nella misura massima prevista dalla legge. Iniziando dall'IMU, rileviamo che ancora applicata nella misura dell'8,9, una misura molto alta, tra le più alte del comprensorio, l'aliquota per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti di primo grado. È il classico caso del padre che fa vivere il figlio o la figlia in un appartamento di sua proprietà. Per fare un confronto con le realtà limitrofe, a Seste Levante questa aliquota è nella misura del 6 per 1000 e a Castiglione, Chiavarese, il 6,5. Quindi assolutamente sotto questo punto di vista comuni limitrofi al nostro sono certamente più virtuosi. Quindi voi avreste voluto una migliore riduzione, una più ampia riduzione. Non solo su questo, c'è il discorso dell'addizionale comunale IRPEF che è applicata nella misura massima dello 0,8%, con una soglia d'esenzione prevista soltanto per i redditi sotto i 12.000 euro. Ieri sera abbiamo proposto come Partito Democratico un ordine del giorno per alzare la soglia d'esenzione fino ai redditi di 15.000 euro all'anno. Era una misura volta e finalizzata a garantire maggior sollievo alla fascia economicamente più debole della popolazione, che purtroppo però la maggioranza di centrodestra ha deciso di respingere. Quindi allo stato attuale, per quanto riguarda l'addizionale IRPEF a Casarza Ligure, è prevista l'esenzione per chi ha un reddito annuale inferiore ai 12.000
400.000 euro, mentre per tutti gli altri c'è una percentuale uguale per tutti, naturalmente poi incide sul reddito, ed è la percentuale IRPEF a Casarza? Dello 0,8%. La replica, non si poteva ritoccare qualche cosa? No, diciamo che come ho avuto modo di dire ieri sera in Consiglio, le nostre scelte amministrative hanno previsto di non aumentare la tassazione per i cittadini casarzesi, quindi di lasciare le aliquote invariate. Abbiamo dovuto portare dei correttivi, non ci nascondiamo dietro a questo, a buoni mensa e trasporto scolastico, peraltro in maniera molto limitata e che comunque ci mantengono ben al di sotto dei livelli di spesa a cui sono sottoposti i cittadini dei nostri paesi, diciamo, quello che diceva il sindaco, esatto, che rimangono comunque molto basse queste tariffe. Ma invece sull'IMU, in merito al comodato gratuito per diciamo che, congiunti, fortunatamente ogni paese fa una realtà a sé. Il confronto con i comuni limitrofi può essere valido solo ed esclusivamente nel momento in cui si possa contestualizzare anche quella che è il gettito e quindi le rendite catastali che sono in gioco. A Casarza fortunatamente da questo punto di vista lo so che adesso mi parlerai di Sesti Levante e la Baia del Silenzio, ma io ti posso dire che è un'enorme ingiustizia di fronte al Signore avere delle A4 dove le case costano 1 milione di euro. A4 sono la classe inferiore, le case sono molto vecchie oggettivamente, però hanno un valore commerciale che è decisamente diverso da quello catastale. Non mi puoi dire che a Cardini pago più di IMU che a Sesti Levante, in linea generale me lo puoi dire forse sulla Baia del Silenzio, ma non ad esempio sulle altre zone residenziali centrali. Il discorso cos'è? Che la nostra scelta è stata quella di mantenere una linea di servizio decisamente alta come standard, secondo noi, a Casarza Ligure, in modo da garantire ai cittadini delle ottime prestazioni. Abbiamo bisogno di quelle risorse di bilancio, i cittadini casarzesi lo hanno capito già allo scorso bilancio, visto che comunque ci hanno riconfermato sulla stessa linea programmatica. L'IRPEF è vero, era un qualcosa che noi volevamo abbassare già dalla prima volta in cui ci siamo proposti la cittadinanza nel 2009, purtroppo le condizioni non sono ancora mature. Per fare le cose ci vogliono comunque le risorse finanziarie, le cose è un brutto termine ma in generale chiarisce bene tutto quello che è l'attività che sul territorio cerchiamo di fare. Preferiamo essere vicini al territorio, andare a prevenire, andare ad accontentare le esigenze dei cittadini, anziché farci una bella pubblicità abbassando le tasse adesso ma trovandoci poi a piangere durante l'anno. Vediamo se quello che voleva dire Telchime è effettivamente quanto lei si aspettava. Ma no, assolutamente, in quanto io ho fatto un confronto con Sesti, l'ho detto anche in precedenza, che ha un'aliquota certamente più bassa del 6 per 1000, ma ho fatto anche un confronto con un altro comune limitrofo, che è il comune di Castiglione Chiavarese, che è un comune che ha una popolazione inferiore alla nostra, che chiude un bilancio più povero del nostro, ma che attraverso un'amministrazione virtuosa, e lo dico, non è un'amministrazione del mio partito, ma è riuscita a fare una misura, mettere in campo una misura sotto questo punto di vista certamente migliore di quella messa in atto dal nostro comune, in quanto l'aliquota è del 6,5 per 1000 a Castiglione rispetto all'8,9 che abbiamo a Casarza. Non si tratta di farsi belli, come ha detto l'assessore Ara, riducendo le aliquote, si tratta di dare un aiuto concreto a tante famiglie che soprattutto in questa congiuntura economica sono in difficoltà. Assolutamente, che siamo in una congiuntura economica che crea difficoltà a tanti cittadini di Casarza, purtroppo è una realtà che riscontriamo ogni giorno e non da oggi purtroppo. Crediamo che la nostra amministrazione però non possa essere etichettata come un'amministrazione che non sta vicina al cittadino da questo punto di vista. Sono tante le azioni che mettiamo in campo da questo punto di vista per cercare di andare incontro alle persone che hanno maggiore bisogno. A questo riguardo per i servizi sociali non è stata prevista nessuna riduzione, è stato confermato nel bilancio la voce, in modo tale da poter budget di 400.000 euro, esatto, per il 2017. C'è una parte del nostro bilancio su cui forse, se non sbaglio, ieri sera abbiamo anche parlato, che è la parte rivolta all'attività sociale e sportiva, che diventa una parte fondamentale, a mio modo di vedere, ma anche dell'amministrazione di cui faccio parte, del sociale, perché comunque il sociale non è soltanto la persona che ha
assolutamente bisogno. Quella va in una scala di priorità sicuramente agevolata e messa in primo piano, però ricordiamoci che sociale è anche tutto quello che involve la normalità di Casarza, quindi la possibilità... Quindi che sviluppa i rapporti sociali. Assolutamente, assolutamente, perché ciò mantiene un tessuto sociale sano, un tessuto sociale in cui è facile poi anche far creare delle realtà virtuose, voglio dire. Sulle voci importanti del sociale però vorremmo segnalare intanto il contributo per l'asilo parrocchiale, che è aumentato da 85.000 a 125.000 euro, stante anche il buon servizio che viene svolto. Non so se su questo siate tutti d'accordo. Sicuramente, penso. Assolutamente sì, la scuola materna parrocchiale assolve nei fatti e svolge nei fatti a Casarza il ruolo pubblico, essendo l'unica scuola materna presente sul nostro territorio comunale. Poi c'è anche quella spesa di 137.000 euro per i minori affidati dal Tribunale, questa è un'altra voce che caratterizza in maniera significativa Casarza Ligure. Però Telchime, c'è invece una cosa che è stata fuori a lei, perché aveva proposto anche una mozione, se non andiamo errati, a proposito dei defibrillatori. Ieri sera ho proposto un ordine del giorno che fa seguito a una mozione che era stata approvata all'unanimità, un emendamento anche della maggioranza, nel Consiglio Comunale di fine novembre. Una mozione che faceva riferimento al progetto Casarza Città Cardioprotetta e che prevedeva l'installazione di colonnine con defibrillatori semiautomatici nelle aree più lontane dall'arrivo dei soccorsi, quindi generalmente possiamo dire nelle aree delle frazioni. Noi abbiamo un territorio molto vasto e sappiamo che per raggiungere certe frazioni spesso le ambulanze impiegano un tempo troppo alto in caso di arresto cardiaco del paziente. Questo è un progetto presente già in diverse città, che era stato approvato all'unanimità anche a Casarza. Si è visto alla prova dei fatti purtroppo che questa approvazione è stata solo un'approvazione di facciata, in quanto la proposta cos'era esattamente? La proposta prevedeva di inserire uno specifico capitolo di spesa nell'ambito della spesa sanitaria del comune per appena 4.000 euro, e abbiamo visto che abbiamo approvato ieri sera col voto contrario della minoranza un bilancio che ha cifre ben superiori di quasi 6 milioni di euro. E però questi 4.000 euro ci sono stati negati, quindi l'apertura di questo capitolo 4.000 euro per quanti defibrillatori? Numero 2 defibrillatori, sì, perché un defibrillatore costa circa, tra costi di acquisto e manutenzione, 2.000 euro. Per cui diciamo che potevamo dare un avvio importante al progetto. Ricordiamo inoltre che vi sono numerose associazioni sul territorio, associazioni di volontariato, che hanno garantito i proventi delle loro feste negli ultimi anni per l'acquisto dei defibrillatori, ma questo non basta, perché da questo punto di vista il nostro comune è coperto nelle strutture sportive, ma sicuramente sul territorio no, per cui il progetto Casarza Città Cardioprotetta prevedeva un input importante da parte del comune in sede di bilancio di previsione, e per soli 4.000 euro pensavamo che fosse una misura insomma attuabile e condivisibile da tutti. Lorenzo Ara? Mi permetto di sentire da quello che dice Andrea, come è stato chiarito ieri sera dall'assessore Biasotti. Il primo defibrillatore va in acquisto adesso con i soldi che sono stati ricavati da manifestazioni organizzate e con la regia del comune, che hanno avuto lo scopo di raccogliere fondi per acquistare il defibrillatore. Consideriamo da qui alla fine dell'anno di andare a colmare l'ulteriore gap del secondo defibrillatore attraverso lo stesso sistema e andare a colmare il numero di 2 defibrillatori per cui tu chiedevi spazio e bilancio, quindi anzi speriamo di poter avere anche qualche spazio in più e di poter magari arrivare al terzo anziché fermarci al secondo. Questo vuol dire che nei fatti la cosa la stiamo seguendo, la stiamo portando avanti, come del resto è realtà che il discorso defibrillatore a Casarza è iniziato con l'amministrazione Muzio. Voglio dire, questa sensibilità è arrivata con noi, sono stati organizzati nella sala consigliare diversi corsi di aggiornamento per delle persone che avrebbero dovuto poi utilizzare effettivamente questo strumento. Ci scrivono a Casarza Ligure che è importante comunque che venga portato avanti questo discorso del defibrillatore. Telchime, volevi aggiungere qualche cosa? Perché sì, semplicemente se poi vediamo un altro tema. Benvengano le feste sicuramente e l'attività, come ho detto in precedenza, delle tante associazioni di volontariato che su questo tema sono molto sensibili, ma dal nostro punto di vista un input importante poteva arrivare dal bilancio di previsione. Un comune che approva un bilancio di quasi 5.200.000 euro può permettersi di spendere 4.000 euro per installare subito 2 di questi defibrillatori. Siccome abbiamo pochi minuti, direi, Lorenzo Ara, passiamo però adesso ai lavori pubblici, che tra l'altro è la sua competenza e che per il 2017 a Casarza Ligure prevedono alcuni passaggi importanti.
Sì, allora il 2017 per noi sarà caratterizzato soprattutto da due interventi. Una riabilitazione, un'ulteriore miglioria, diciamo, dal punto di vista del risparmio energetico per quanto riguarda gli edifici scolastici. Abbiamo avuto accesso al fondo Kyoto, che prevede di poter accedere ad un mutuo a canone agevolato per poter eseguire delle opere che sostanzialmente vanno poi a ricomprendersi nel rifacimento dell'impianto di riscaldamento di entrambe le scuole, sia la media che l'elementare, nel relamping con LED di entrambe le scuole, e quindi apportare un vantaggio. Cioè, vengono introdotte le illuminazioni a LED? Assolutamente sì, in tutta la per le scuole o anche in altre zone di Casarza Ligure? Allora, in altre zone di Casarza Ligure sicuramente, anche come la pista ciclabile, ma sulle scuole viene fatto l'aggiornamento, diciamo, tutti i corpi illuminanti che abbiamo all'interno della struttura, in modo tale da avere subito in bolletta quello che, e questo è un requisito di bando, quindi è un qualcosa che è già nero su bianco, va a colmare completamente quello che è il pagamento della rata del mutuo a tasso agevolato a cui abbiamo sceso. Inoltre abbiamo avuto accesso al conto termico, che ci permetterà di avere una somma in conto capitale a inizio 2018 di circa 160.000 euro da poter spendere liberamente a bilancio, quindi, e che potremo reinvestire su altre azioni di risparmio energetico sul territorio. Il primo capitolo è questo del risparmio energetico, così come l'ho configurato, esteso alla pista ciclabile, e poi forse progressivamente ad altre cose. Sì, il secondo, diciamo, piatto forte o comunque scelta forte che stiamo portando avanti è quello della rivisitazione della piazza centrale di Casarza, di Piazza La Vittoria. Questo attraverso una funzionalizzazione degli spazi, delle modifiche alla viabilità, delle modifiche soprattutto al parcheggio, in modo da renderlo con una capacità di parcamento superiore a quella che era la capacità di parcamento della piazza ante primo intervento. È stato fatto un primo intervento in via sperimentale da dicembre in avanti, da Natale in avanti, da dicembre 2016 sostanzialmente, in modo da dare una facilità di parcamento più razionale rispetto a quella che caratterizzava la piazza, che è quella che vedete adesso appunto nel suo vecchio restyling. Quindi più parcheggi in sostanza? No, i parcheggi ad oggi, se dicessi che abbiamo dato più parcheggi direi una bugia. Adesso stiamo dando lo stesso numero di parcheggi sostanzialmente che prendeva la piazza. Quindi miglior apparcamento, lei diceva, sistemati meglio, esatto, distribuiti meglio, e poi un domani avremo invece una capacità di parcamento decisamente più alta e conseguentemente tutto quello che può andare a vantaggio della zona commerciale di Casarza. Quindi a quel punto anche con un incremento degli stalli? Con un incremento degli stalli, esattamente. E poi la parte pedonale più sviluppata? La parte pedonale più sviluppata con l'eliminazione della fontana, quindi una zona, diciamo, sulla destra salendo verso monte decisamente più libera e più fruibile per i cittadini, e anche a sinistra, perché tutta la zona che era occupata dai parcheggi diventerà poi di fatto una zona pedonale. Però la fontana abbellisce la piazza, o fa perdere un po'? Fa perdere, le dimensioni sono un po' tanto importanti secondo noi, e quindi fa perdere un po' di quello che è la vivacità della piazza con le persone che possono viverla sostanzialmente. Pensiamo a qualcosa di diverso per vivacizzarla. Terchime, probabilmente sul risparmio energetico siete tutti d'accordo, e invece su questi lavori della piazza un commento conclusivo? Sì, assolutamente sì, sicuramente sul progetto di efficientamento energetico della scuola c'è il nostro voto favorevole, il nostro sostegno. Sul discorso della piazza aspettiamo di vedere il progetto. Certamente la fontana la abbelliva quando la manutenzione veniva fatta. Negli ultimi anni purtroppo quella fontana è stata lasciata un po' a se stessa, però prima di esprimere un giudizio su questo tema aspettiamo sicuramente di vedere il progetto approvato. Registro che ci sono delle perplessità in questa fase di transizione da parte di diversi commercianti, speriamo che vengano risolte in tempi brevi. E a questo riguardo c'è un ascoltatore che domanda, forse un po' preoccupato, ma quanto dureranno i lavori di sistemazione definitiva della Piazza della Vittoria? Di sistemazione definitiva parliamo di un'azione sui 3 anni. Stiamo parlando invece del primo lotto, quello che probabilmente interessa di più gli abitanti e i negozianti della piazza. Quello dovrebbe concludersi entro l'estate, nel senso che arriveremo adesso all'approvazione del progetto in giunta, verrà partecipato anche alle forze di minoranza come detto ieri sera. Quindi si partirà subito alla fase operativa. Le opere sono limitate ma importanti, nel senso appunto ci sarà l'eliminazione della fontana, il cambiamento dei parcheggi, e tutta la parte centrale della piazza, quella dove la piazza che vive, diciamo, da questo punto di vista, e che lavora soprattutto, avrà una risposta direi in tempi decisamente brevi. Io quindi questo è un po' il primo lotto? 2 o 3 mesi, sì, 2 o 3 mesi? Sì, esattamente. Alla fine dell'estate quindi si dovrebbe sì, speriamo un attimino prima, ma esatto, io direi che
Il tempo è già terminato, però abbiamo fatto comunque una panoramica su Casarzala Ligure che ci ha permesso di toccare vari punti interessanti. Grazie agli ospiti, Lorenzo Ara, assessore ai lavori pubblici, Andrea Telchime, capogruppo del Partito Democratico. Grazie ai nostri ascoltatori. La rubrica Buonasera torna lunedì alle ore 20. Ora vi lasciamo agli altri programmi della rete, incominciando dalla rubrica sulla Quaresima con Don Andrea Buffoli, poi la presentazione delle letture della domenica con il biblista Don Claudio Doglio e a seguire il telegiornale. Grazie dell'attenzione a tutti, buon proseguimento di serata.